Grande rinnovamento per i vertici dei Carabinieri in provincia di Belluno, dove l'arma è organizzata su 25 stazioni e 3 compagnie, Belluno, Feltre e Cortina. Dopo l'insediamento del nuovo comandante provinciale, colonnello Enrico Pigozzo, la squadra si è completata con il capo ufficio comando, tenente colonnello Giancarlo Carraro, veneto di origine e con alle spalle incarichi a Venezia e Vittorio Veneto, il comandante del neocostituito reparto operativo, tenente colonnello Cristian Costantini, e il comandante della compagnia di Cortina d'Ampezzo, capitano Alessandro Bui. Ho comandato dal 2007 al 2014 la compagnia di Vittorio Veneto e quindi è un territorio che vengo a vivere sicuramente con estremo piacere da Veneto, e il mio impegno sarà quello di far funzionare tutta l'Arma dei Carabinieri a livello provinciale, perché mi definisco un po' colui il quale gestisce il motore operativo dell'Arma dei Carabinieri bellunese. Nuova avventura professionale, con quali propositi si accinge ad affrontarla? Beh, sicuramente con la centralità del cittadino per la sua sicurezza, per le fasce deboli e per le persone che hanno necessità di ausilio dell'Arma dei Carabinieri. Questo è sempre stato un progetto al centro dell'Arma dei Carabinieri e continuerà anche in questa fase, e sicuramente speriamo anche di avere la capacità di fare, qualora fosse richiesto, delle attività più complesse sul territorio, con una lente di ingrandimento in questo caso sugli eventi che porteranno Cortina e Milano alle Olimpiadi del 2026.